Anche a Roma, sul tavolo della Commissione Finanze al Senato, la questione Veneto Banca e relativi risarcimenti, per capire se chi ha sottoscritto azioni e obbligazioni lo ha fatto in condizioni di adeguata informazione o meno. A dirlo il Vice Ministro dell'Economia oggi a Treviso. Qui non è chiaro se lo sia stato a sufficienza e non a caso proprio il sottoscritto e Scelta Civica siamo stati il primo partito di maggioranza, ricevendo poi l'accordo anche degli altri, a chiedere che ci sia una commissione d'inchiesta. Ci sono i lavori preparatori perché bisogna fare un disegno di legge per poi partire con la commissione d'inchiesta. Su nostra iniziativa il processo è partito, noi sicuramente siamo tra quelli che spingono, l'importante è che altri non frenino. A livello di governo garantire un sistema di controlli efficaci e verificare in questo caso se lo è stato a sufficienza. Anche il governo, per quanto riguarda le famose 4 banche che hanno visto addirittura azzerare il valore dei loro titoli, quindi qualcosa che è da augurarsi che non accada mai in Veneto e non ci sono assolutamente i presupposti perché accada, ha proprio previsto dei fondi finalizzati al risarcimento di chi non viene adeguatamente informato. Per il Vice Ministro, fondamentale nel momento in cui si diventa investitori essere informati del rischio finanziario a cui si va incontro. Se invece non viene informato, è diritto di essere risarcito perché è evidente che se non una truffa c'è quantomeno una mancanza di trasparenza. Ovviamente deve essere provata la non adeguata informativa al momento della sottoscrizione. Inoltre, se non sbaglio, ci sono dei limiti anche temporali, quindi chi ha sottoscritto tanti anni fa non ha la possibilità di chiedere questo risarcimento, mentre chi lo ha fatto di recente in situazioni dove poi è successo quello che è successo ha ovviamente molto più spazio d'azione.